Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia, vediamo i titoli di questa edizione. Tragedia familiare a Vittoria nel Ragusano, un tunisino litiga con i suoi e dà fuoco all'abitazione di famiglia, muore la madre, gravissime le due sorelle e il padre dell'uomo. Studenti violenti in Sicilia. A Palermo un alunno dà uno schiaffo ad un professore, a Milazzo un giovane prende a calci e pugni l'insegnante. Il direttore dell'ufficio scolastico regionale Pierro, le aggressioni ai docenti offendono lo Stato. SMS e fotosec con le giovani allieve. Un istruttore di 27 anni molto noto nelle palestre di Palermo è stato arrestato con l'accusa di adescamento di minori e produzione di materiali pedopornografici. Palermo, Daspo al branco dopo l'aggressione omofoba di gennaio a 6 amici omosessuali, divieto di frequentare il centro e i locali per 7 protagonisti di questo pestaggio, accusati di lesioni aggravate e minacce, 3 sono minorenni. La cardiochirurgia pediatrica di Taormina non chiuderà, attesa per una nuova proroga da luglio fino a febbraio prossimi in vista di una successiva rimodulazione del piano ospedaliero per mantenere in vita il centro. Dopo 20 anni di abbandono, a Catania il Palasport di Nesima sarà riqualificato. Presentato il progetto della nuova struttura che costerà 15 milioni finanziati con fondi comunitari. Littorina all'ultima corsa. Sabato sarà dismessa la tratta Catania-Paternò per lasciare posto alla metropolitana. I nostalgici raccolgono quasi 6.000 firme per salvare lo storico trenino che gira attorno all'Etna. Gianna Fratta è la nuova direttrice artistica di Taormina Arte, prende il posto di Beatrice Venezzi e debutterà con il Festival del Cinema in programma a luglio. Lo avete sentito dai nostri titoli, ancora in apertura del nostro telegiornale questa tragedia familiare a Vittoria. Un tunisino con problemi psichici ha dato fuoco all'abitazione della famiglia. La madre è morta, sono rimaste gravemente ustionate le sorelle dell'uomo che è stato fermato. Anche il padre è in grave condizioni. Ci dice tutto Angelo Gagliano. Mamma morta, papà e sorelle in terapia intensiva. È pesantissimo il bilancio della tragedia familiare avvenuta a Vittoria, dove un 28enne tunisino con problemi psichici, al culmine di una violenta lite, ha dato fuoco all'abitazione dei genitori del fuggito. La polizia lo ha poi rintracciato e arrestato in Piazza del Popolo. Il rogo non ha lasciato scampo, come detto, alla mamma Mariam, 55 anni, arrivata in ospedale già in fin di vita. Condizioni disperate per le due sorelle di 19 e 34 anni, la più piccola, che ha ustioni sul 50% del corpo, avrebbe dovuto sostenere tra pochi giorni gli esami di maturità. La maggiore, studentessa universitaria, ha ustioni su oltre il 70% del corpo. Entrambe sono ricoverate e intubate nel reparto grandi ustioni del Canizzaro di Catania. In ospedale, ma a Palermo, nella seconda rianimazione del civico, anche il padre del 28enne. L'uomo lotta per la vita. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il tunisino avrebbe appiccato il fuoco utilizzando dei copertoni. Maria, che teravano che sta per tutto coperte, tutto bruciate, tutte quelle signore che ci sono altre coperte là, perché l'altra signora che era buttata qua erano già morire. La piccola abitazione in Piazza dell'Unità è stata completamente distrutta dalle fiamme che l'hanno avvolta e che hanno reso complicate anche le operazioni di spegnimento e di salvataggio dei vigili del fuoco. Ben inserita, la famiglia Zauli è molto conosciuta a Vittoria. Schiaffi, pugni e calci a insegnanti. 2 episodi gravissimi a Palermo e Milazzo chiudono con agitazione l'anno scolastico nella nostra regione. Il fatto più grave è proprio quello avvenuto in provincia di Messina ed è intervenuto anche il direttore dell'ufficio scolastico regionale Pierro, che ha detto le aggressioni ai docenti offendono lo Stato. Marco Gullà. Il clima doveva essere di festa da ultimo giorno di scuola e invece tutto è cambiato nel giro di qualche minuto. Da Palermo a Milazzo 2 episodi di violenza che hanno macchiato ulteriormente l'anno scolastico ormai sulla via del tramonto. Al liceo Cannizzaro di Palermo uno studente ha schiaffeggiato un professore che gli aveva annotato un'assenza. A Milazzo invece al Da Vinci uno studente ha preso a calci e pugni il professore di matematica dopo aver appreso della sua bocciatura. 2 episodi molto gravi.
In relazione ai recenti episodi di aggressione che ci sono stati da parte di alcuni studenti a carico di alcuni docenti, il primo a Milazzo e il secondo più recente a Palermo, c'è da dire che non sono casi isolati, ce ne sono stati altri nel corso di quest'anno scolastico, ma è un fenomeno che riguarda un po' tutta Italia, non solo la Sicilia. Proprio per questo di recente anche il ministro Valditara è intervenuto e sono state introdotte delle modifiche anche al codice penale, introducendo dalle aggravanti anche quella di aggressione a carico del personale scolastico. Episodi che comunque si sono susseguiti in diverse fasi dell'anno scolastico. Il forum dell'associazione dei genitori e il forum dell'associazione di categorie, anche dei docenti, proprio perché vogliamo che parta un messaggio forte e chiaro che in nessun caso si può giustificare la violenza, soprattutto se a carico dei docenti o del personale scolastico, ma che comunque vogliamo che il patto di corresponsabilità scuola-famiglia venga considerato non un semplice adempimento burocratico o la firma su un foglio di carta, ma vogliamo che sia un vero accordo tra scuola e famiglia che vada nella direzione di riportare dignità, ma soprattutto rispetto alle istituzioni scolastiche e quindi rispetto allo Stato. Prima entrava in confidenza con le sue allieve di fitness, tra l'altro anche minorenni, e poi con loro scambiava delle foto esplicite. Così un giovane istruttore di 27 anni, molto noto nelle palestre di Palermo, è stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di adescamento di minori e produzione di materiali pedopornografici. Manlio Viola. Mondo del fitness in subbuglio a Palermo dopo l'arresto di un noto istruttore freelance che lavorava per numerose strutture molto note in città. Il giovane di appena 27 anni, del quale non viene reso noto il nome, è stato arrestato con accuse pesantissime, in particolare adescamento di minori e produzione di materiale pedopornografico utilizzando le sue allieve minorenni, allo scopo di compiere atti sessuali con le stesse ragazzine. L'indagine è scattata dopo la segnalazione di un genitore preoccupato dai racconti della figlia 14enne che si era confidata non con lui ma con un'amica, narrando le attenzioni sessuali da parte del loro istruttore sportivo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'istruttore prima entrava in confidenza con le allieve, poi si faceva inviare foto e video delle giovani. Anche lui inviava a sua volta foto esplicite. Al momento sarebbero 2 le sedicenni con le quali il giovane si sarebbe scambiato materiale fotografico, ma non è escluso che possano esserci altre ragazzine. Gli agenti stanno passando al setaccio computer, cellulari, tablet e tutte le app e i programmi di messaggistica utilizzati dal giovane istruttore. L'arresto è scattato subito prima che incontrasse una delle sue presunte vittime, con la quale aveva iniziato lo scambio di foto e video allo scopo di consumare rapporti sessuali. Il giovane adesso si trova agli arresti domiciliari. Continuiamo con la cronaca. Era rimasto vittima di un pestaggio il 9 maggio scorso a Bagheria, nel Palermitano. Adesso un giovane di 21 anni si trova nel carcere di Pagliarelli con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza. È l'epilogo di una vicenda che ha portato alla scoperta dello stupro che sarebbe avvenuto proprio a Palermo e della conseguente poi spedizione punitiva organizzata dai familiari della vittima. Il padre della ragazza ha raccontato agli investigatori che appunto che la vittima del pestaggio avrebbe violentato la figlia dopo una serata trascorsa in un circolo della città. Così in 3 il padre, il fratello e una terza persona hanno atteso che il giovane uscisse da un salone da barba poi per picchiarlo a sangue. Truffavano 2 anziani di Trapani fingendosi carabinieri e avvocati. Prima una telefonata per avvertire che un familiare aveva avuto un incidente, poi la richiesta di soldi e preziosi per risolvere la controversia. In arresto 2 campani. Laura Spanò. Si spacciavano per carabinieri e avvocato, vittime predestinate anziani ultra 75 anni che abitavano da soli. I carabinieri di Trapani hanno arrestato 2 uomini di 41 e 20 anni napoletani. Sarebbero gli ideatori della truffa e dei finti incidenti che tanto allarme ha creato nel trapanese tra aprile e maggio. Diversi casi segnalati, tanto che i carabinieri hanno organizzato una serie di incontri per mettere in guardia dalle truffe i soggetti più deboli. Il modus operandi sempre lo stesso: prima la telefonata del finto carabiniere che avverte che un parente è coinvolto in un incidente stradale o addirittura è stato arrestato, poi la telefonata del sedicente avvocato che inizia a indicare strategie difensive per le quali servono i soldi. Allora, io sono Alessandro Della Corte,
l'avvocato, l'assicuratore, ma lei da sola in casa, da sola? Il timore delle conseguenze penali è stata la molla che ha convinto più vittime a mettere mano al portafoglio e consegnare denaro, ma anche gioielli, nelle mani del finto legale che nel frattempo arrivava in casa della vittima. Soldi, ma anche il bancomat con relativo PIN. E grazie ad una telefonata al 112 di una vittima che i carabinieri hanno arrestato i 2 uomini. Sono accusati di aver girato una coppia di ultra ottantenni ai quali avrebbero spillato prima 1.470 euro e poi 7.500 euro. I 2 sono stati fermati poco dopo da una pattuglia della compagnia di Trapani. In macchina avevano i soldi e una cinquantina fra gioielli e monini nascosti nel bagagliaio dell'auto. Dalle ulteriori indagini è emersa anche la loro presunta responsabilità per la truffa ai danni di una 89enne di Alcamo, dalla quale si sarebbero fatti consegnare 2 giorni prima preziosi per 15.000 euro, tutti recuperati. Intanto a Catania sempre i carabinieri hanno invece sventato ben 16 truffe ai danni di anziani che hanno riguardato tutta la provincia, a cui sono seguiti arresti e denunce. Alcuni dei truffatori finiti in manette erano pregiudicati napoletani in trasferta. Arrestato a Catania un giovane nigeriano accusato di violenza sessuale nei confronti di una prostituta. 10 giorni fa la donna era stata aggredita e costretta a subire lo stupro in una strada vicina al porto. L'uomo l'aveva trascinata a forza in una strada senza uscita, dove l'aveva appunto violentata dopo averla tramortita con schiaffi, pugni e colpi in testa con delle pietre. Il nigeriano è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza. E adesso andiamo a Palermo. A gennaio avevano picchiato e insultato 6 giovani omosessuali. Adesso per loro è scattato il Daspo Willy, per 4 di loro maggiorenni e per 3 ancora minorenni non potranno avvicinarsi nella zona tra il Teatro Massimo e il Politeama. Sentiamo. A gennaio, in pieno centro, presero di mira un gruppo di giovani picchiandoli e riempiendoli di insulti omofobi. Poi asportarono alcolici da un mini market, minacciando il proprietario. A febbraio vennero identificati, 3 di loro furono arrestati e posti ai domiciliari, per un quarto fu disposto l'obbligo di firma e gli altri 3 minorenni vennero collocati in una comunità. Ora per i 7 arriva anche il Daspo Willy, provvedimento del questore che prevede il divieto di accesso ad alcuni locali specifici e un'altra serie di limitazioni. La banda, composta da 9 giovanissimi, entrò in azione nella centralissima piazza Marchese di Ragalmici, aggredendo 6 giovani, provocando loro lesioni e contusioni. I 7 ragazzi risultano indagati per lesioni personali aggravate in concorso e per minacce aggravate in concorso. 5 risultano indagati anche per rapina aggravata in concorso. Adesso per tutti e 7 è arrivato il Daspo Willy. Non potranno transitare, stazionare nella zona in cui si verificarono i fatti tra il Politeama e il Massimo, dove sono presenti diversi locali notturni. E adesso parliamo dell'emergenza idrica in Sicilia. In provincia di Agrigento sono pronte ad entrare in azione le trivelle alla ricerca dell'acqua proprio per tamponare la grave crisi. Davide Sardo. La provincia di Agrigento sarà come il Texas, le trivelle saranno ovunque alla ricerca non del petrolio ma dell'acqua, ancora più preziosa in una terra morsa dall'afa, dalla siccità, dalla mancanza di infrastrutture adeguate e quindi dalla crisi idrica. Si scaverà senza sosta tra Agrigento e poi Favara e Sciacca, come ribadito l'AICA, l'azienda idrica dei comuni agrigentini. Attraverso una sorta di interconnessione con tutte le reti, certamente possiamo in qualche modo provare a diminuire i disagi della popolazione. Questi pozzi ci daranno nel breve oltre 100 litri di acqua al secondo e questo sicuramente, considerato che Sicilia Acque ha tagliato l'approvvigionamento ad AICA del 30%, sicuramente questo potrebbe essere una prima risposta. E come detto si trivellerà anche a Favara, il pozzo ricadente sul territorio comunale non sarà capace di rendere più di 20 litri al secondo. Non è tutto, i favaresi riceveranno anche l'acqua destinata alla carcere di Lorenzo della zona Petrusa. Con una serie di interventi sulla linea Petrusa saremo in grado di poter intervenire anche sulla condotta che porta l'acqua al carcere, intanto strozzando e tornando anche le abitazioni intorno al carcere, ma poi la cosa più importante, a breve ci sarà la possibilità di rifornire il carcere con delle autobotti, quindi dando più respiro alle utenze di Favara. L'unico rimedio risolutivo alla crisi idrica sono i dissalatori, come appena ripetuto anche dal cartello sociale, ovvero diocesi, CGIL, CISL e GUIL.
La cardiochirurgia dell'ospedale San Vincenzo di Taormina non chiuderà. La regione siciliana ha avviato le procedure con il Ministero per la revisione della rete ospedaliera. Il Ministro intanto potrebbe emanare un'altra proroga fino a febbraio 2025. Sentiamo. Tempi lunghi per ottenere una deroga definitiva al piano ospedaliero che consenta alla cardiochirurgia pediatrica di Taormina di restare aperta anche in presenza di altra cardiochirurgia a Palermo. La procedura è avviata, ma i tempi per la deroga definitiva potrebbero non essere in linea con le esigenze siciliane. L'operatività della cardiochirurgia pediatrica di Taormina, attualmente in convenzione con l'IRCS Bambin Gesù di Roma, è stata al momento prorogata fino al 31 luglio 2024 su richiesta del governo della regione e senza una deroga ministeriale sarebbe destinata a chiudere. Tra luglio 2023 e marzo 2024 sono stati 165 gli interventi eseguiti nella struttura di Taormina su pazienti provenienti dalla Sicilia ma anche dalla Calabria, ai quali si aggiungono i 167 del centro del capoluogo, quindi nell'altra cardiochirurgia, avviato il 4 luglio 2023 in convenzione con il San Donato di Milano. Questi i dati a supporto della richiesta che testimoniano la validità dell'iniziativa e la sostenibilità a garanzia dell'operatività di entrambi i poli di cardiochirurgia pediatrica da mettere in relazione fra loro. L'ipotesi avanzata al Ministero prevede infatti un forte raccordo operativo tra il reparto di Taormina con 8 posti letto e quella di Palermo con 12. Anche sul piano delle risorse finanziarie le due aziende sanitarie hanno già previsto specifici appostamenti di spesa. In attesa che la procedura di deroga definitiva e revisione della rete ospedaliera faccia il suo corso, si pensa dunque ad una nuova proroga. Entro fine giugno si saprà se i tempi della procedura sono compatibili o se procedere ad una proroga per la quale il Ministro si è già detto disponibile. Si tratterebbe di consentire l'apertura di Taormina almeno fino a febbraio 2025, un tempo sufficiente a definire la revisione della rete ospedaliera. Il Palanesima, simbolo delle incompiute di Catania, sarà riqualificato dopo 20 anni in cui si è trovato in uno stato di abbandono. È stato presentato il progetto della struttura che diventerà un importante polo sportivo e che sarà anche in grado di ospitare eventi di altro genere. Lorena Dolci. Così si presenta oggi nel degrado e nella devastazione. Ecco invece come diventerà il Palanesima, emblema delle incompiute di Catania. Iniziato nel 96 per le Universiadi, era il palazzetto dello sport più capiente della Sicilia. Pochi eventi di prestigio per finire per quasi 30 anni preda dei vandali. Adesso sarà riqualificato con 15 milioni di fondi comunitari del Patto per Catania, un traguardo a lungo inseguito dall'assessore Parisi. Una ferita aperta nella città, tutti complici direi, e adesso attraverso un'attenta programmazione, attraverso l'utilizzo dei fondi comunitari, tra l'altro dalla precedente programmazione, si riuscirà a riqualificare un simbolo della città che oggi è stato il simbolo del degrado, che invece diventerà secondo me un simbolo importante per la nostra città. Non un annuncio spot quello di oggi, i lavori inizieranno fra un mese e si concluderanno entro 2 anni, assicura l'amministrazione, presentando il progetto a Palazzo degli Elefanti. Alla città sarà restituito uno spazio versatile per accogliere eventi sportivi e non solo. Immaginandola come struttura idonea ad ospitare eventi tanto di natura congressuale quanto anche concertistica, comprendiamo bene qual tipo di risorsa essa possa essere. La riqualificazione del Palanesima a pochi passi dalla stazione metro contribuirà a rigenerare il quartiere, che già ospita una piscina olimpionica, un campo di calcio a 11 e 2 campetti di calcio a 5. Disco verde dagli Stati membri dell'Unione Europea al nuovo regolamento per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti che si chiama TEN-T, che collega oltre 420 grandi città dell'Unione Europea. Il Consiglio ha confermato l'intesa che prevede tra i punti l'inclusione di un riferimento allo Stretto di Messina per aggiungere al cosiddetto corridoio scandinavo-mediterraneo un collegamento fisso o un ponte per collegare Villa San Giovanni a Messina. Quindi l'opera del ponte sullo stretto potrebbe così accedere in futuro ai finanziamenti europei. E adesso invece parliamo di un'altra notizia, parliamo della Littorina, perché sabato 15 il trenino della Circumetnea si fermerà per sempre sul tratto Catania-Paternò, un pezzo di storia che scompare per lasciare spazio alla moderna metropolitana, e noi abbiamo fatto quest'ultimo viaggio appunto in Littorina con Lorena Dolci.
Noi siamo fra gli ultimi passeggeri che da questa banchina della stazione Borgo di Catania prenderanno il treno della Circumettenea. Dal 15 giugno infatti su questa tratta Catania-Paternò lo storico trenino che da oltre un secolo circumnaviga il Vulcano si fermerà per sempre. Dal piano tavola con la FCE andavo al Vaccarini, ci ho passato 5 anni sulla FCE e quindi oggi è un po' una sorta di Amarcord. La dismissione della tratta è stata decisa dalla FCE per non intralciare i cantieri per il prolungamento della metropolitana. Viaggiamo paralleli alla circonvallazione di Catania. Più di 100 passaggi a livello lungo il percorso, quasi tutti automatizzati, la cui presenza in aree urbanizzate è stata proprio una delle ragioni di sicurezza. Tra i nostri compagni di viaggio anche un ferroviere in pensione, vera enciclopedia del sapere sui binari. 40 anni di seguito. Un pezzo di cuore. Un pezzo di cuore senz'altro. Però la notizia buona è che vengono dismessi solo 20 km e il resto di 90 km resta in esercizio. 20 km fondamentali, replicano però i promotori della petizione Salva la Circum, che in poco tempo ha raccolto quasi 6.000 firme. La linea viene letteralmente decapitata. La testa forse non è la maggior parte del corpo della persona, forse non è la parte più bella se vogliamo, però è fondamentale. Tolta la testa non si può dire che hai tolto il 20%, la persona l'hai uccisa. Se la FCE guarda i numeri del traffico, al collegamento con l'aeroporto e alla sicurezza, i contrari al progetto parlano di una Ferrari sovradimensionata rispetto al servizio e pensano alla legge che tutela le ferrovie storiche. È un controsenso, no? Andare a dismettere parzialmente la circumettenea quando una legge invece prevede il potenziamento, il recupero di queste ferrovie. Dopo piano tavola, ecco i cantieri della metropolitana che da qui emergerà in superficie, affiancando quelli a scartamento ridotto della Circum. Manteniamo comunque il binario, c'è il modo per mantenerlo. Quando un domani sarà, chissà quando, tutto completato, potremo scegliere se mantenere questo binario per un servizio turistico, un servizio espresso oppure farci altro. Con questa segreta speranza nel cuore arriviamo alla stazione di Paternò. Da qui e fino al riposto per ora il trenino è salvo. Gianna Fratta è la nuova direttrice artistica di Taormina Arte, prende il posto di Beatrice Venezzi e debutterà con uno degli eventi più importanti per la fondazione, cioè il Festival del Cinema in programma a luglio. Allunghiamo la stagione, assicurato, spettacoli non solo d'estate. Eva Spampinato. Il passaggio di testimone è stato un passaggio di bacchetta. Alla direzione artistica della Fondazione Taormina Arte arriva Gianna Fratta, direttrice d'orchestra e pianista, che prende il posto di un'altra maestra d'orchestra, Beatrice Venezzi, che ha lasciato Taormina dopo il commissariamento, in seguito al quale ha finito il suo compito la sovrintendente Ester Bonafede. La Fratta, originaria di Erba, in provincia di Como, è legata alla Perla dello Ionio da lungo tempo. Io ho avuto in verità molte frequentazioni con Tau Arte come project manager del Festival Belline, insomma delle celebrazioni belliniane organizzate dalla Regione Sicilia, che ha avuto a che fare per vari anni con Tau Arte. Fratta si occuperà di produrre, promuovere e valorizzare tutti gli eventi artistici della Fondazione, dalla musica al teatro, dalla danza al cinema, proprio alla vigilia della 70ª edizione della Taormina Film Fest, punta di diamante della Fondazione, che si terrà dal 12 al 19 luglio. Stiamo programmando con il commissario Bonomo tutta una serie di attività e cercheremo anche di metterlo in contatto con artisti, intellettuali, attori di caratura internazionale, quindi certamente ci daremo tutti molto da fare. E avremo tante manifestazioni di teatro, di musica, non solo nei mesi estivi, ma pensiamo di allungare la stagione anche nei mesi autunnali e poi invernali. Ma già la prossima settimana arriverà il primo appuntamento importante per la neodirettrice, il Tau Book, dove vestirà un doppio ruolo. Dirigerò per il oramai credo quarto anno consecutivo il galà di Tau Book. Quest'anno c'ha degli ospiti molto prestigiosi, sono già stati annunciati. Nel corso della sua carriera, la Fratta ha suonato e diretto in molti prestigiosi teatri, da Buenos Aires a Seul, da Hong Kong a Praga. È stata presentata la nuova stagione dei teatri ABC e Musco di Catania, tanti nomi di grande rilievo regionale e nazionale per un cartellone all'insegna della comicità, dell'intrattenimento, ma anche della riflessione. Vediamo.
Una stagione per la terza volta all'insegna del divertimento, della spensieratezza, è proprio una stagione che accoglie il pubblico per farlo stare bene. 2 cartelloni, 26 nomi di prestigio e una parola d'ordine: sorridere con leggerezza. È stata presentata questa mattina la stagione 2024-2025 dei teatri ABC e Musco, che a partire da ottobre alzeranno il sipario su nuove commedie e spettacoli di intrattenimento. E ci saranno anche 3 appuntamenti nazionali con Tedeschi, Iannuzzo e Quattrini. Verranno fatti all'ABC per accogliere più persone, dato che sono spettacoli nazionali e dove ci sarà una grande affluenza, ma dato che l'ABC e il Musco fanno parte della stessa famiglia, sicuramente sarà una grande stagione complessivamente divertente per tutti. Dagli amatissimi interpreti di casa nostra ai prestigiosi nomi del teatro italiano, passando per le performance di Arturo Brachetti. Una stagione come ogni anno, prestigiosissima, Pannofino, Rubini, Buccirosso, Boni, quindi la crème del teatro nazionale. Il berretto a sonagli di Pirandello sarà affidato a Enrico Guarneri. Una prova, diciamo, ardua, difficile, complicata, perché bisogna misurarsi con esempi non luminosi ma abbaglianti. Che chiuderà poi con il Paraninfo di Capuana, mentre Pippo Pattavina svestirà i panni pirandelliani per indossare una maschera comica. Una commedia pazza in un certo senso, che si chiama Il ratto delle Sabine. Questo attore girovago con una compagnia di scalcinati, di un'ignoranza abissale, scambia il ratto per topo, per sorci, insomma ne succedono di tutti i colori. Noi ci fermiamo per una pausa, tra poco il calcio con il Catania ad un passo dalla firma del nuovo allenatore. A tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale, ancora ben trovati. Adesso il calcio, è questione davvero di ore, di una firma, l'arrivo sulla panchina del Catania di Domenico Toscano. L'accordo del Cesena con D'Aversa dà sostanzialmente via libera al tecnico calabrese. Ma sentiamo meglio nel servizio di Francesco Triolo. È solo una formalità, anzi una doppia formalità, l'arrivo di Domenico Toscano sulla panchina del Catania. Questione di documentazione, quella che deve essere sistemata a Cesena per mettere nero su bianco la rescissione del legame contrattuale che legava l'allenatore calabrese Romagnoli anche per il prossimo campionato, per una clausola inserita nel contratto che ne prevedeva il rinnovo automatico in caso di promozione, e poi a seguire, e di conseguenza, la firma sul contratto che farà diventare Toscano il nuovo allenatore del Catania per i prossimi 3 anni. La firma di Roberto D'Aversa a Cesena libera un po' tutti e, come si dice in questi casi, è davvero questione di ore, con l'ufficialità che potrebbe avvenire nella giornata di oggi, più probabilmente domani. Da definire invece la posizione di Michele Zeuli, il tecnico che ha traghettato il Catania nei momenti più complicati di quest'ultima stagione e che si è messa a disposizione del club da uomo squadra. Una volta chiuso il cerchio sulla guida tecnica, il direttore sportivo Daniele Faggiano potrà dare un'accelerata anche al mercato dei. Sono diverse le piste che sta seguendo. Uno dei giocatori che al Catania piace già dalla sessione di gennaio è Gabriele Artistico, attaccante della Virtus Francavilla, appena retrocesso e quindi libero di accasarsi ovunque. Già in inverno aveva espresso gradimento per la piazza rossazzurra. Adesso occorrerà verificare se verrà confermato. E questo era il nostro ultimo servizio che chiude questa edizione del TG Sicilia. Come sempre grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata.